Segretario generale nazionale SIAP ad Agrigento per un'assemblea generale, si parla tra i tanti temi del riordino delle carriere. No, parliamo del riordino delle funzioni, che è un riordino legato a migliorare l'efficienza dei servizi che dobbiamo rendere ai cittadini, per cui stiamo qualificando la funzionalità della carriera per essere più efficienti e aggiornare l'ordinamento del personale rispetto alle moderne esigenze, sia in tema di immigrazione che in tema di terrorismo e contrasto ai crimini dei tempi in cui viviamo, per cui la polizia si adegua e cerca anche di ristorare il disagio del personale attraverso un meccanismo di riordino più trasparente, più efficace, che renda razionale il sistema interno e di conseguenza l'efficacia dei servizi ai cittadini. Ci sono dei settori penalizzati? No, al momento settori penalizzati rispetto ai carichi di lavoro sicuramente Agrigento è uno dei territori penalizzati per i carichi di lavoro, per l'impegno straordinario sull'immigrazione in un territorio complesso anche sul piano storico della criminalità associativa, e andrebbe potenziato come numero di personale sicuramente da una parte, e soprattutto servono energie più giovani perché la media di età dei poliziotti agrigentini è troppo alta. Adesso però ci sarà l'ultimo concorso a cui si accede senza diploma e poi non sarà più possibile. Quando sarà passato il decreto legislativo, sarà commutato in legge, per entrare in polizia servirà il diploma, anche perché alla Polizia di Stato e ai suoi uomini sono affidate complesse funzioni, poteri importanti, personale armato, ma non solo, personale che è in grado di sottoporre a fermo, ad arresto una persona, quindi la privazione della libertà personale è la cosa più complessa, più difficile dopo la morte, per cui serve personale che ha un'elevazione culturale, nella speranza che i governi degli anni a venire riconoscano anche la difficoltà del mestiere che facciamo, la complessità e soprattutto l'elasticità del mestiere e della nostra presenza su tanti temi che oggi è sottoretribuita. Quindi il decreto Minniti come si interfaccia con questo? Il decreto Minniti esce e sana con delle norme importanti, una grossa parte noi le condividiamo, siamo un po' retrivi rispetto all'idea di affidare il DASPO al sindaco dell'area metropolitana. Il decreto sostanzialmente colma delle lacune importanti sul piano della prevenzione e del contrasto ai microcrimini diffusi che infastidiscono i cittadini, ma soprattutto ha delle pecche sul piano procedurale, perché ad esempio l'attribuzione delle competenze ai tribunali in tema di immigrazione non combacia con quello delle commissioni territoriali per i richiedenti asilo, che secondo me nella fase di conversione in legge deve essere corretto.